Ballottaggio a San Donà di Piave tra il sindaco PD uscente Andrea Cereseri, il più votato al primo turno con oltre il 43% dei consensi, e la candidata di Lega e Fratelli d'Italia Francesca Pilla, che ha superato il 36%, vincendo il derby interno al centrodestra contro Oliviero Leo, sostenuto da Forza Italia e fermatosi al 12%. Quello che noi abbiamo fatto finora come percorso lineare, serio, di incontri con la popolazione, oggi ci ha premiato. Avere 4 liste a nostro sostegno e 11 che corrono per altri sicuramente ha portato anche a questo tipo di risultato. Adesso la scelta sarà tra 2 persone, confido che l'onestà intellettuale possa avere la prevalenza. Nelle prossime 2 settimane, annuncia Cereser, staremo tra la gente per continuare a raccontare il nostro progetto e convincerla a darci fiducia. Il primo messaggio lo vedete alle mie spalle, sono al mercato, come ho fatto in questi 5 anni, ho incontrato le persone, i cittadini, ho spiegato quello che abbiamo fatto, quello che non abbiamo fatto, che cosa sta accadendo nella città, opportunità ce ne sono e tante, come è stato fatto in questi 5 anni continueremo anche nei prossimi giorni. Francesca Pilla si trova dunque all'inseguimento, ma la situazione potrebbe rovesciarsi in caso di apparentamento con Leo. Se il resto del centrodestra ci avesse dato una mano, non ci avesse ostacolato, probabilmente avremmo vinto al primo colpo, come si suol dire. Siamo pronti a dialogare con tutti, scandisce Pilla, un messaggio rivolto innanzitutto a Forza Italia, ma che strizza l'occhio anche al candidato grillino Angelo Parrotta, votato dal 6% dei sandonatesi. Teniamo le porte aperte a tutti, come sempre abbiamo fatto in questi mesi pre-campagna elettorale. Abbiamo sempre dato la disponibilità, poi a un certo punto la corda si era un po' troppo tirata e quindi abbiamo dovuto, torto collo, decidere di andare da soli, ma quando e se ci saranno condivisioni del programma e quando e se ci saranno degli accordi, come dire, programmatici sul bene della città, assolutamente nessun ostacolo a questo.